Francesco Losciuto, che qui vicino a me fa parte di un'associazione, l'associazione per la Costituzione. Questo fatto è un fatto molto importante e il tentativo che noi stiamo cercando di portare avanti è quello di verificare se c'è la possibilità di attivare anche una sorta di sezione per i giorni. Vediamo ovvero se questo elemento molto importante per la nostra vita, la Costituzione, può in qualche modo essere canalizzata, rafforzata, supportata, implementata già da giovani in sostanza. E questo è l'esperimento che stiamo cercando di portare avanti in un contesto di una 3 giorni molto impegnativa per voi, perché mi pare che abbiate tanti eventi, finisce questo avete un altro da qualche altra parte. Facciamo 3 giorni intanto, poi a ottobre faremo una scusa. Se volete c'è il microfono. No, mi sentite? Sentite? In questo contesto la perla è questa: la classe terza C ci farà sentire delle cose che ha maturato, dei lavori che sono stati fatti in classe, e dunque noi siamo pieni di attenzione e anche pieni di aspettativa, e dentro di noi facciamo il tifo per questi ragazzi che stanno facendo un fatto lavoro che potrebbe diventare veramente molto importante da qui. Ti do la parola. Tanto buongiorno, rappresento qua l'Associazione per la Costituzione che ha 5 anni di vita. Questa associazione è nata con un obiettivo principale, che è quello di diffondere, far conoscere la Carta Costituzionale, cioè questo documento fondamentale su cui si basa il nostro Stato. So che alla vostra età io sia un po' una nuova distante, comunque già è giusto cominciare a parlarne anche nelle scuole medie e comprendere l'importanza di questo documento, che è la base di tutte le leggi che si fanno in Italia. Se non c'è legge, voi capite un bollettino, una gazzetta ufficiale o anche un bollettino ufficiale, che sono quei documenti ufficiali in cui si pubblicano le leggi, notate che all'inizio c'è sempre un riferimento a questa Carta Costituzionale. Quindi questa legge, una legge, è possibile farla se è compatibile con questa Carta Costituzionale che oggi ha praticamente in vigore da 66 anni. La prima volta in vigore, anche se è stata frutto di un grande referendum del 2 giugno del 1946. Allora cosa facciamo? Facciamo diverse iniziative. Siamo qua stamattina perché abbiamo intenzione, tra le altre cose che facciamo, adesso elenco brevemente, di creare una sezione giovani, quindi di coinvolgere in questo festival della Costituzione che è cominciato ieri anche le scuole. Noi ne coinvolgiamo già Manzini, lo facciamo partecipare a tutte le iniziative che facciamo. Stamattina i ragazzi da Manzini vanno a teatro, la fatta, è uno spettacolo che riguarda appunto un problema comunque temi costituzionali. Ma vorremmo fare una sezione anche per le scuole medie, cioè sensibilizzare voi a questo grande importante tema della Costituzione. Quindi questo evento oggi, questo nostro incontro, è finalizzato alla costruzione di questa sezione giovani che dovrebbero poi fare delle iniziative anche nei confronti dei compagni, appunto per far conoscere questa Carta Costituzionale. Cosa facciamo noi? Finisco. Organizziamo diversi eventi. Il più importante è questo Festival della Costituzione, che è un unicum in Italia. Cioè il Friuli Venezia Giulia, in particolare San Daniele, questa zona è l'unica zona, comunque la nostra situazione è l'unica in Italia che organizza il festival. Non è un festival di canzoni, ma è anche un po' così, ci sono degli spettacoli. Ieri abbiamo ascoltato
una illustre insegnante universitaria dell'Università di Padova, del diritto costituzionale, che ha fatto un bel intervento chiamato appunto lezione Strades, comunque una lezione importante in piazza, e poi la sera è stato uno spettacolo teatrale. Quindi questo festival si compone di eventi che riguardano la Costituzione e anche spettacoli. Stasera ad esempio c'è uno spettacolo in San Danielese, che è un attore, quindi in piazza ci allieterà con uno spettacolo teatrale che abbia successo. Poi nell'autunno facciamo altri eventi, 3-4 incontri con un tema particolare. Valorizziamo le persone che hanno speso la loro vita per la legalità. Ci hanno chiamato i figli delle vittime di mafia e di terrorismo, i preti di frontiera, i preti che rischiano la vita per combattere le mafie, e poi l'ultima volta i magistrati che stanno lottando contro la delinquenza organizzata. Quindi valorizziamo questi aspetti di persone che nel silenzio, senza fare cash, senza apparire molto in televisione, spendono la vita per difendere che cosa? I nostri diritti. Perché voi, come anch'io, forse alla vostra età, non vi rendete conto di che significa essere titolari del diritto, di qualcosa che è stata conquistata, non ce l'hanno regalato. Quindi conoscerli significa saperli anche difendere. La nostra iniziativa è nata quando abbiamo visto che volevano cambiare la Costituzione. Sono tanti che parlavano, cambiamo, perché prima di cambiarla cerchiamo di conoscere questa Costituzione, perché abbiamo scoperto che non si conosce la Costituzione. Io sono insegnante, intanto nelle medie, ho fatto qua 15 anni, ogni volta che arrivo qua mi emoziono perché qua ho passato 15 anni, ma anche alle superiori. Alle superiori insegnavo diritto ed economia. E appunto nei bienni era una specie di educazione civica, perché alle medie difficilmente si riusciva a fare, gli insegnanti lettere non hanno il tempo materiale per approfondire la materia. Bene, l'ultima riforma cosa hanno fatto? Hanno tolto il diritto di economia dai bienni delle superiori. Quindi il fenomeno è questo, che si può raggiungere il massimo degli studi, quindi lauree, senza che nessuno abbia mai ascoltato che cos'è la Costituzione, perché alle medie non si sa, poco, alle superiori in parte l'hanno tolta e alcuni corsi neanche ce l'hanno. Pensate ai licei, non hanno un corso di educazione civica o diritto dell'economia, perché il costo di lettere o alcuni corsi dell'università di lettere non si parla della Costituzione, si arriva al massimo degli studi e nessuno conosce questo documento fondamentale che è la Costituzione italiana. Ecco, il nostro obiettivo, modestissimo perché una goccia nel mare, è quello di diffondere questa carta, la conoscenza di questa carta costituzionale. E oggi l'attività di questa classe, insieme all'insegnante Floriani che fa parte del comitato, del gruppo come promotore, quello che lavora per fare questa attività, ci propongono una lettura della Carta Costituzionale dei primi 12 articoli che in fondo sono quelli che stabiliscono i diritti fondamentali. Ecco, io ho illustrato brevemente qual è la nostra attività e il nostro obiettivo è anche quello di coinvolgere i genitori, quindi sia i ragazzi sensibilizzarli, il che non è tanto facile perché quello è una cosa molto lontana, poi quando crescerete vi accorgerete che è importante, ma adesso cominciamo a capire, ma anche i genitori che spingono questi ragazzi a interessarsi di questa attività, diciamo, sociale. Vi ringrazio e diamo la parola alla Presidente. Io posso introdurre anche se in realtà... Grazie. Saranno loro a spiegarvi molto bene che cosa abbiamo fatto. A me dispiace che non ci sia qui la collega che ha lavorato con me, che è la professoressa Biasizzo. Il percorso che abbiamo fatto è nato proprio da questo spunto
esposte in corridoio, poi vi invito ad andarle ad osservare con attenzione. Abbiamo chiesto ai ragazzi di creare appunto questa tavola ispirandosi a uno degli articoli della Costituzione, e attorno a questo loro disegno poi hanno creato una loro lettura di quell'articolo, dei principi che quell'articolo sancisce, di ciò che per loro significa, e questa lettura assieme alla visione delle immagini è la parte più importante del lavoro che voi adesso vedrete. In apertura c'è un'introduzione storica che abbiamo cercato di rendere il più così veloce possibile, per capire che cos'è una Costituzione, come siamo arrivati alla nostra Costituzione, e la presentazione proprio dei primi 12 articoli. Però la parte centrale, quella che, insomma, di cui andiamo più fieri, è il lavoro che loro hanno fatto attraverso i disegni, attraverso le loro parole. Per cui io non porto via altro tempo, Arianna avrà il compito tra poco di introdurvi, dopodiché passo la parola ai ragazzi. Do il microfono a Davide. Allora, solo un attimo che... Ok, possiamo iniziare, Arianna. Benvenuti a tutti, vi ringraziamo per la vostra presenza. Noi siamo la classe terza C della scuola media Pellegrino da San Daniele e vi vogliamo presentare il nostro lavoro sulla Costituzione. Abbiamo impiegato una parte del nostro tempo per farvi conoscere la Costituzione vista dagli occhi di un adolescente. Il nostro lavoro parte presentando le origini delle prime carte costituzionali, nate durante l'età medievale e moderna, arrivando fino alla nostra attuale Costituzione. Vi faremo poi conoscere le nostre idee rappresentando alcuni articoli della Costituzione italiana per mezzo di disegni sviluppati da ognuno di noi, accompagnati dalla relativa spiegazione. Buon ascolto e buona visione. La classe terza C della scuola secondaria di primo grado Pellegrino da San Daniele vi presenta Viaggio al centro della Costituzione. Ovvero, cos'è, come nasce, a cosa serve una Costituzione. breve storia della Costituzione italiana. Diritti e doveri attraverso i nostri disegni. La Costituzione è l'insieme delle leggi fondamentali che definiscono i diritti e doveri dei cittadini e le istituzioni pubbliche a cui sono affidati determinati poteri. La Costituzione può essere scritta, consiste in un testo ben definito, approvato da un'assemblea a cui sono riconosciuti i poteri sovrani. Non scritta, quando è formata dall'insieme di testi e di norme consuetudinarie che si sono affermate nel corso di secoli. Un esempio di Costituzione scritta è quella italiana, un esempio di Costituzione non scritta è quella inglese. La Costituzione può essere rigida, leggi in essa contenuti possono essere modificati solo attraverso procedimenti più attuali e complessi. Flessibile quando le norme possono essere modificate dal Parlamento come qualunque altra legge. Un esempio di Costituzione rigida è quella italiana, un esempio di Costituzione flessibile era lo Statuto albertino. Le prime Costituzioni nacquero nei secoli XVII e XVIII in opposizione alle monarchie assolute, si basavano su due principi: inviolabilità dei diritti naturali dell'uomo, divisione dei poteri. La divisione dei poteri consiste in il potere legislativo è affidato al Parlamento che ha il compito di creare le leggi, il potere esecutivo è affidato al governo e ha il compito di far eseguire le leggi, il potere giudiziario è affidato alla magistratura che ha il compito di giudicare coloro che non rispettano le leggi. Origine delle moderne Costituzioni. In Inghilterra. La Magna Carta. Nel 1215 Re Giovanni firma la Magna Carta
Libertatum, una carta costituzionale che limita il suo potere e contiene privilegi a favore di clero e nobiltà. Ecco alcuni articoli tratti dalla Magna Carta. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo. Noi useremo la forza nei suoi confronti, il dovere di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari, per la legge del regno. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto alla giustizia. Noi non nomineremo giudici, connestabili, sceriffi o ufficiali, se non coloro che conoscano la legge del regno e vogliono meno osservarla. Se qualcuno è stato spossessato o privato senza legale processo dei suoi pari, di terre, castelli, delle libertà o dei diritti, immediatamente glieli restituiremo. Tutte le consuetudini e le libertà suddette che abbiamo concesso nel nostro regno e per quanto ci compete siano osservate da tutti gli uomini del nostro regno. Il Bill of Rights, con la gloriosa rivoluzione del 1688 al 1689, viene fondata una monarchia parlamentare e re Guglielmo Durand firma il Bill of Rights, che concede libertà personale e limita il potere del re. Leggeremo alcuni articoli tratti dalle Bill of Rights. I lord spirituali, temporali e comuni dichiarano che è diritto dei sudditi avanzare petizioni al re e che tali arresti o le procedure di accusa per tali petizioni sono illegali, che le elezioni dei membri del Parlamento devono essere libere. La libertà di parola e di dibattiti e procedure in Parlamento non possono essere poste sotto accusa o in questione in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento. Negli Stati Uniti. La Costituzione americana. Il 4 luglio 1776 le 13 colonie inglesi firmarono la Dichiarazione di Indipendenza, dando così origine agli Stati Uniti d'America. Dopo una prima Costituzione debole nel 1787, ne viene approvata una nuova, di tipo federale. Ci si avvia verso la strada della democrazia, pur mantenendo la schiavitù e il diritto di voto limitato. Nell'introduzione alla Costituzione americana, emanata il 15 settembre 1787, si legge ad esempio questa importante dichiarazione. Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più perfetta unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il benessere generale e assicurare le benedizioni della libertà e a noi e alla nostra posterità. Ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America. In Francia. La Costituzione francese. Durante la Rivoluzione francese vengono elaborate tre diverse Costituzioni. La prima nel 1791, che istituisce la monarchia costituzionale, la seconda nel 1793, che istituisce la Repubblica, la terza nel 1795, che dà vita al governo del direttorio. Soprattutto le prime due Costituzioni francesi contengono importanti principi. Nella Costituzione del 1791 si legge ad esempio: la Costituzione garantisce parimenti come diritti naturali e civili, libertà di ogni uomo di andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato né detenuto, se non nelle forme determinate della Costituzione. La libertà di ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i suoi pensieri, senza che gli scritti possano essere sottoposti ad alcuna censura, né ispezione prima della loro pubblicazione, ed esercitare il culto religioso al quale aderisce. La libertà dei cittadini di riunirsi pacificamente senza armi, soddisfacendo le leggi di polizia. La libertà di indirizzare alle autorità costituite petizioni firmate individualmente.
Mentre nella Costituzione del 1793 si legge: la Repubblica francese è una e indivisibile. Il popolo sovrano è l'universalità dei cittadini francesi. Esso nomina direttamente i suoi deputati. Esso delibera sulle leggi. In Italia. 1848, rivoluzione in tutta Europa. Carlo Alberto, re del Regno di Sardegna, dopo le insurrezioni del 1848, concede una carta costituzionale chiamata Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino. Con la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861, lo Statuto Albertino diviene la nostra prima Costituzione. Rimarrà in vigore fino al 1948, poi venendo profondamente stravolto durante il fascismo. Si tratta di una carta costituzionale elastica che concede ancora enormi poteri al re, ma vengono riconosciuti anche importanti diritti ai cittadini. Articolo 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente dei diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi. Articolo 26. La libertà individuale è garantita. Ognuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Articolo 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Verso la Repubblica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli italiani vengono chiamati a scegliere, attraverso un referendum, tra monarchia e repubblica. Contemporaneamente si vota anche per l'Assemblea Costituente e scriverà la nuova Costituzione. Le donne italiane esercitano per la prima volta il diritto di voto. 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. 12.182.855 italiani scelgono la Repubblica, mentre 10.362.709 italiani scelgono la monarchia. Gli italiani scelgono la Repubblica. La Costituzione repubblicana. Il 1 gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione repubblicana. Nella Carta Costituzionale sono riconosciuti sia i principi liberali sia i diritti sociali. Nella foto Enrico De Nicola firma la prima Costituzione. Come è informata la Costituzione? Questa la nostra Costituzione contiene 139 articoli suddivisi in diritti fondamentali. Dall'articolo 1 all'articolo 12, diritti e doveri. Dall'articolo 13 al 54, organizzazione degli Stati. Dall'articolo 55 al 139, disposizioni transitorie e finali. Costituzione italiana. I primi 12 articoli sono dedicati all'affermazione dei principi, dei valori e delle regole che ispirarono i componenti dell'Assemblea Costituente e sui quali essi hanno voluto fondare la Repubblica Italiana. Articolo 1. Afferma il principio di democrazia e di sovranità popolare. Il potere appartiene a tutto il popolo e tutti i cittadini maggiorenni devono avere l'opportunità di esercitarlo attraverso il diritto di voto e la partecipazione alla vita politica. Articolo 2. Sancisce il principio di libertà e l'obbligo della solidarietà verso le categorie meno fortunate o a rischio. Articolo 3. Pone il principio dell'uguaglianza formale tra tutti i cittadini e affida alla Repubblica l'obbligo di garantire in modo sostanziale tale uguaglianza. Articolo 4. Afferma che il lavoro è un diritto per tutti, ma è anche un dovere, per far sì che tutti contribuiscano in modo attivo al bene comune e alla società.
Articolo 5. Afferma il principio dell'unità e indivisibilità della Repubblica Italiana, ma promuove anche le autonomie locali. Articolo 6. Sancisce che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche. Articolo 7. Stabilisce principi di indipendenza reciproca tra Stato e Chiesa e ribadisce la validità dei patti lateranensi. Articolo 8. Pone il principio della libertà religiosa per tutte le confessioni. Articolo 9. Sottolinea l'importanza della cultura e del patrimonio naturale, storico e artistico. Articolo 10. Pone il principio del diritto di asilo e la tutela degli stranieri fuggiti da un paese dove non vengono rispettate le libertà democratiche. Articolo 11. Afferma con forza il rifiuto della guerra come mezzo per risolvere controversie internazionali. Riconosce le organizzazioni internazionali che operano in favore della pace. Articolo 12. Definisce i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso. Adesso vi rappresentiamo i nostri disegni spiegandovi l'articolo a cui ci siamo riferiti e il loro significato. L'articolo 1 della Costituzione dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. Questo è secondo me uno dei principi che più esprimono la libertà di un paese, perché dare al popolo la corona significa escludere nello Stato ogni dittatura. L'Italia è una democrazia, cioè il potere è dato al popolo. Ho scelto di rappresentare due mani che si stringono perché credo che un popolo debba essere unito nei pensieri e nelle azioni. Ho voluto rappresentare sotto le mani la popolazione sullo sfondo tricolore, che è il simbolo dell'Italia nel mondo. Infine, la corona che rende sovrano chi la indossa. Articolo 3 della Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, sia di diversa razza, religione e lingua. Sono uguali senza distinzione di razza, come quella povera gente che molto tempo fa veniva portata al mercato e veniva venduta per lavorare al servizio di chi li comprava. Oppure come durante la dittatura di Hitler, quando gli ebrei venivano deportati nei campi di concentramento. Sono uguali anche se sono di diversa religione. Ognuno deve avere la propria religione. Non è giusto che se uno è di diversa religione debba essere guardato da noi come un estraneo. È sempre un uomo come noi, ha soltanto una religione diversa, non è niente di che. Invece nell'antichità chiunque fosse di diversa religione doveva per forza convertirsi al cattolicesimo o veniva ucciso. Sono uguali anche se hanno una lingua diversa dalla nostra. Invece fino al secolo scorso c'erano le colonie, sia nel continente africano sia nel continente asiatico, dove veniva imposta la lingua della madrepatria, e oggi in alcuni stati dell'Asia parlano inglese, come ad esempio in India, oppure altri stati in francese, e la stessa cosa succede anche in Africa. Nel disegno ho la figura di due mani, una di una persona di pelle bianca, l'altra mano è una di una persona di pelle nera. Queste due persone si danno la mano. Poi intorno hanno disegnato i simboli religiosi che rappresentano le diverse religioni e infine ho disegnato delle bandiere di stati europei che ho sottoscritto la lingua parlata in quello stato. Articolo 11 della Costituzione. L'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento per difesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Io sono d'accordo in questo articolo perché la guerra non è solo un mezzo brutale per ottenere qualcosa. Nella seconda guerra mondiale ci sono stati più di 55 milioni di morti.
Le guerre sono solo stragi che portano alla morte di milioni di persone e alla crisi di popoli che spendono soldi per le armi, per difendersi ed attaccare, senza badare al popolo che muore di fame. Dichiarare guerra ad uno Stato è un'offesa per esso. Le guerre, anche in passato, erano usate per conquistare qualche territorio o per ottenere l'indipendenza, come la Prima Guerra Mondiale o le rivoluzioni del 1848. Il mio disegno rappresenta alcuni soldati pronti per andare in guerra. Sono stupiti perché sopra di loro c'è scritto in grande no. Questo significa che stanno facendo qualcosa di sbagliato, perché la guerra non si deve fare. Intorno c'è scritta la frase iniziale dell'articolo 11 e in più c'è scritta una cosa che tutti dovremmo dire: no alla guerra. Con il mio disegno ho approfondito l'articolo 3 e in particolare queste parole: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E mi sono concentrato soprattutto sulla prima parte che tratta l'uguaglianza tra i sessi. Nel mio disegno ho voluto rappresentare al centro la bilancia dei piatti, con i simboli del genere maschile e femminile, ognuno su un piatto alla stessa altezza. Questa immagine dà l'idea che tra uomini e donne non ci sono differenze, concetto ripreso anche nel contorno, che è formato dai due simboli che insieme ne formano uno solo. Per colorarlo ho usato rosa e blu, anche essi simboli femminile e maschile. Io penso che tra i due sessi non ci devono essere differenze, proprio come c'è scritto nell'articolo 3, ma in molti luoghi nel mondo e anche in Italia, soprattutto le donne vengono ancora discriminate dall'altro sesso, solo perché questo si crede più forte e pensa di essere superiore. Secondo me è corretto creare apposite leggi sull'argomento, ma si potrebbe fare di più, e con ciò intendo un cambiamento, una rivoluzione delle idee, del modo di pensare. Non dovrebbe neanche passare per la testa l'idea di fare violenza ad una donna o di vietare solo per gli uomini alle elezioni politiche. Sono idee da medioevo, anzi da età antica. Un altro problema di cui secondo me poche persone si occupano, sempre riguardante l'articolo 3 della Costituzione, è che sì le donne vengono discriminate, ma anche gli uomini subiscono offese. Magari uomini deboli, disabili, vengono attaccati da donne più forti e aggressive e loro subiscono il silenzio. In tutti e due i casi, maschio e femmine, sono in torto nell'attaccare il sesso opposto. Uomini e donne saranno diversi fisicamente, uno di solito più robusto e alto, l'altro più minghellina e generalmente più bassa, ma nell'animo sono tutti uguali, stesse idee, stessa intelligenza. Tutti e due sono persone, i sentimenti li accomunano e le emozioni. Provano tutti e due tristezza, felicità, gioia, rabbia, amore. Anche gli stessi mestieri possono essere svolti sia da uomini che da donne. Esistono sia muratori donne che uomini, esistono sia osteti che donne che uomini. E questo principio è ugualmente valido per gli sport. Un buon metodo per far cambiare le idee può essere quello di educare fin da piccoli bambini a questa mentalità. Forse per gli anziani è difficile, perché sono legati a principi come quello dell'uomo capofamiglia e della donna che deve stare a casa a badare ai bambini e pulire la casa. Ma adesso le donne per fortuna hanno lavoro e una vita ed è giusto che le nuove generazioni crescano con questa mentalità. Possiamo prenderla anche dal lato positivo. Sì, si potrebbe ancora fare dei passi avanti, ma ci sono già stati grandi cambiamenti rispetto ad un secolo fa e molto è stato fatto grazie alla tecnologia e ai nuovi mezzi di comunicazione. Quindi il messaggio che voglio trasmettere è uno solo: uomini e donne siamo tutti persone, tutti uguali. Per questo disegno ho scelto l'articolo 11 che dice: l'Italia ripone la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione contro le controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo. Se si guarda attentamente i disegni si notano due mani che si stringono in segno di pace e di amicizia, anche se sono di colore diverso. Sullo sfondo ho disegnato un planisfero e il segno della pace, che vogliono dire che la pace deve essere diffusa in tutto il mondo, anche se in alcuni paesi ci sono ancora guerre. Spero che queste guerre finiscano al più presto grazie alle organizzazioni che sono nate in questo ultimo periodo. Io ho scelto l'articolo 3 perché è quello che mi ha colpito di più. Articolo 3 della Costituzione italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione,
opinione politica e condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il mio disegno rappresenta al centro del foglio due mani che formano un mondo e con questo voglio rappresentare l'uguaglianza di tutte le persone della Terra. Nell'articolo 3 bisogna distinguere due parti, la prima che sancisce l'uguaglianza in senso formale, la seconda che sancisce l'uguaglianza in senso sostanziale. È importante che il nostro Stato riconosca questo principio, perché non tutti gli Stati tutelano l'uguaglianza dei cittadini. Ad esempio, dove c'è un regime liberale, come in Australia, Nuova Zelanda, Canada, Gran Bretagna e Stati Uniti, non tutti i servizi pubblici possono essere forniti a tutti i cittadini. E anche in Africa c'è una differenza sociale altissima tra coloro che vivono nei paesi del nord e quelli che vivono nei paesi del sud. Per esempio in Congo il 72% della popolazione non ha abbastanza cibo e in Sierra Leone il 50% muore di fame. E lo Stato, invece di aiutare i cittadini in difficoltà, è costretto a pagare i debiti statali contratti con i paesi del Nord Africa. L'articolo 3 della Costituzione italiana ci ricorda che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese. Molti anni fa anche in Italia c'erano evidenti discriminazioni, ad esempio tra uomo e donna. Infatti le donne non hanno potuto votare fino al 1946 e c'erano anche discriminazioni religiose. Basta pensare alle leggi razziali introdotte in Italia dal regime fascista e alle deportazioni degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi le discriminazioni sono diminuite in Italia e in diverse parti del mondo, ma sono comunque presenti. Grazie però ad alcune persone che si ribellano, il mondo sta continuando a migliorare in questo campo. In alcuni paesi arabi, come ad esempio in Arabia Saudita, le donne ad esempio non possono ancora guidare. Alcune volte organizzano delle manifestazioni di protesta e guidano, lottando quindi in nome del diritto all'uguaglianza. Concludendo, secondo me in tutto il mondo dovrebbe essere garantita l'uguaglianza sociale e politica e ogni Costituzione dovrebbe affermare questo principio, perché a tutte le persone deve essere riconosciuto pari dignità. L'articolo della Costituzione della Repubblica Italiana che ho voluto rappresentare nel disegno è il numero 8 e fa parte dei principi fondamentali. Esso dice: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'ho scelto perché secondo me la libertà religiosa è uno dei diritti più importanti che l'uomo deve avere. Egli, fin dall'antichità, si è battuto per conquistarlo, anche a costo della vita, e non si è mai arreso. Le religioni sono state più perseguitate e hanno incontrato più difficoltà sono state il cristianesimo e l'ebraismo. Infatti i primi cristiani, per svolgere i loro riti, dovevano riunirsi in segreto nelle catacombe e gli ebrei subirono diverse persecuzioni, in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale. Per libertà religiosa si intende la libertà di cambiare religione e di manifestarla nell'insegnamento, nella pratica, nell'adorazione e nell'osservanza, senza limitazioni o ritorsioni da parte di autorità costituite, conservando gli stessi diritti dei cittadini che hanno fedi differenti. Comprende quindi anche il diritto per i gruppi religiosi di testimoniare e diffondere il proprio messaggio nella società, senza per questo essere oggetto di disprezzo o persecuzione. Questi principi si stanno diffondendo in gran parte dei paesi del mondo, compresa l'Italia. La religione più professata nel nostro paese è il cristianesimo, che comprende cattolici, ortodossi e protestanti, e anche la religione ebraica è qui presente fin dall'antichità. Negli ultimi decenni, in seguito al fenomeno dell'immigrazione, si sono diffusi musulmani, buddisti, induisti e altre minoranze. Tutte le persone che migrano del proprio paese assumono comportamenti simili ai nostri, ma rimangono molto rigorosi riguardo alle regole della loro religione. Ad esempio il Ramadan per i musulmani, le riunioni nelle sinagoghe per gli ebrei, eccetera. Il nostro paese si è dimostrato molto disponibile ad accogliere e rispettare queste comunità e soprattutto ha permesso loro l'integrazione della nostra società.
Io sono favorevole alla loro presenza, a patto che anche loro rispettino la nostra religione. Credo che facendo così si possano migliorare i rapporti tra gli uomini di diverse culture. Purtroppo alcune persone rifiutano la loro presenza e le loro idee, quindi questo obiettivo non è ancora stato del tutto raggiunto. Nel mio disegno ho voluto rappresentare due grandi ali che simboleggiano la libertà. Al centro ci sono due mani che si stringono in segno di fratellanza, circondate dai diversi simboli religiosi: cristianesimo, ebraismo, islamismo, buddismo, induismo. Tra di essi è scritta la prima parte dell'articolo 8 della Costituzione italiana. Eseguire questo disegno mi ha dato molta soddisfazione, sia per il significato sia per il risultato finale. Articolo 3 della Costituzione italiana. Per il mio disegno mi sono ispirato all'articolo 3 della Costituzione italiana che dice: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, di opinioni politiche e confessioni personali e sociali. Nel mio disegno ho rappresentato due mani che si stringono perché secondo me tutti i cittadini, uomini e donne, sono uguali. Su di un polso c'è il filo spinato che rappresenta la divisione che si crea ad esempio sui fronti di guerra e che fa sentire gli uomini diversi e quindi nemici. Le due mani però si stringono rappresentando quindi che le due persone hanno superato le divisioni e delle differenze che li separavano. Secondo un modello dato dalla prof. Casizzo, ho voluto realizzare questa tavola sulla prima parte dell'articolo 13 della Costituzione. L'articolo è incentrato su questo pensiero, la libertà personale inviolabile. Secondo me questo ideale è uno dei più importanti perché rappresenta quello per cui hanno combattuto molti popoli nel corso dei secoli, cioè la libertà. Dopo aver riflettuto molto su come potevo realizzare questo disegno, dopo molte prove, ho deciso di realizzarlo come un misto di elementi che da soli non significano niente, ma assieme hanno un significato ben preciso, cercando di trasmettere l'idea che la libertà delle persone non si può ingabbiare e sarà per sempre eterna. La tavola è composta da una scritta centrale: tutti devono essere liberi, come un moto di protesta contro le persone che sono contro la libertà o e riducono di molto la libertà di bambini o donne. Per esempio, persone in Iraq, Pakistan e Afghanistan prendono bambini piccoli di 4-5 anni, li separano dalle loro famiglie e a un'età così giovane li mettono subito a lavorare davanti ai telai per fabbricare i tappeti che vengono poi importati in paesi ricchi del nord del mondo. Riconducendomi a questa affermazione, ho voluto disegnare in basso la piccola mano di un bambino che stringe un pezzo di fil di ferro. Questa immagine è realizzata pensando ai bambini che vivevano, anche se per poco tempo, nei lager o campi di concentramento tedeschi, solo perché erano considerati diversi dalla pura razza ariana tedesca. Oppure pensando ai bambini che, in un'epoca diversa dalla nostra, venivano comprati come schiavi e mandati a lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero dell'America meridionale, o alle persone nere della Giamaica che hanno combattuto nella rivoluzione Rastafari per avere la libertà della Spagna ed essere un paese indipendente. A sinistra ho raffigurato una gabbia aperta e una farfalla dai colori brillanti che fugge dalla crudeltà delle persone che l'hanno ingabbiata. La farfalla rappresenta l'uomo che dopo molto tempo viene liberato dalla sua prigione di metallo e rappresenta anche la speranza per gli uomini di uscire dalle loro pessime condizioni e di rivedere di nuovo la luce del mondo che li circonda con gli occhi di un adulto che ha perso metà della sua vita dentro delle sbarre di ferro. Il pensiero che ho avuto per questa immagine è riconducibile alla vita di Nelson Mandela, che, dopo 27 anni di detenzione, è diventato un uomo che ha portato un'ondata di rivoluzione in un paese dove bianchi e neri erano separati da lunghe reti di ferro. A questo personaggio è stato pure dedicato un palasport a Firenze, che prende proprio il suo nome, Mandela Forum, dove è stata rappresentata su tutti e tre i piani la sua storia. Alla fine ho aggiunto un simbolo giapponese che rappresenta l'Eterno per richiamare al tema che la libertà è eterna. A fare da corona a queste illustrazioni ho inserito la scritta in corsivo minuscolo che richiama l'articolo 13, cioè la libertà personale inviolabile. Questa tavola è un mix di immagini che gridano la libertà eterna, che gridano che c'è ancora una speranza per tutti noi, per essere liberi, che c'è ancora una possibilità. Io, per il mio disegno, mi sono ispirato all'articolo 10 della Costituzione italiana. A parer mio, tutti gli articoli della Costituzione sono importanti, ma questo mi è piaciuto in modo particolare. L'articolo 10 è inserito nella prima parte della Costituzione, intitolata Principi fondamentali. Questo articolo
prevede il diritto di asilo per le persone che sono scappate dal loro paese di origine per delle guerre o altro. Questo articolo acquista maggiore importanza soprattutto in questo momento in cui in Sicilia stanno sbarcando molti migranti senza il diritto di asilo politico che non viene sempre concesso. Mi sono ispirata a questo articolo perché nello sport mi danno fastidio gli episodi di razzismo, atteggiamenti, parole, gesti di persone che offendono altri semplicemente perché hanno il colore della pelle diverso, quando tutti abbiamo lo stesso tenato in comune. Il mio disegno vuole rappresentare un'amicizia solenne tra una persona di colore ed una bianca, che si stringono la mano in un semplice gesto di rispetto reciproco. Sullo sfondo ho disegnato il planisfero, volendo dire che tutte le persone del mondo sono uguali, non solo davanti alla legge, ma anche moralmente e nella vita sociale. La verità è che solo noi ragazzi o gli adulti ci creiamo problemi, perché mettendo due bambini a contatto non si fanno molti problemi, anzi diventano amici pur essendo diversi. Per concludere, io suppongo che noi giovani dovremmo essere più gentili con tutti, soprattutto con quelli diversi da noi, imparando a vivere senza pregiudizi. Io sento l'articolo 10 perché parla degli stranieri. Credo che gli stranieri che vengono qui in Italia cerchino una vita migliore, una casa per vivere, ma bisogna avere dei soldi per vivere e bisogna andare a scuola. Alcune persone che vanno via nel loro paese perché c'è la guerra o c'è crisi, allora cercano di scappare via, mentre altri vengono per motivi familiari. Nel mio disegno ho raffigurato l'Africa e l'ho colorato con i colori del mio paese, il Senegal, cioè il rosso, il giallo e il verde. Attorno ho scritto una parte dell'articolo 10 della Costituzione italiana: lo straniero ha diritto di asilo sul territorio della Repubblica. Il mio disegno rappresenta l'articolo 11 della Costituzione italiana, nel quale si legge: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione alle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Nel mio disegno sono rappresentate due mani che si stringono in segno di pace e sopra ho scritto la parola ecumene con il suo relativo simbolo. Questa parola indica un concetto di pace, fratellanza tra le religioni ed etnie differenti. Attorno poi ho riportato la frase la pace è una condizione personale, sociale, relazionale, politica o legata ad altri contesti caratterizzata da condivisa armonia ed assenza di conflitti. Questa frase, secondo me, rappresenta il significato della parola pace. La pace è, a mio parere, un elemento fondamentale per la fratellanza e la convivenza fra tutti gli esseri umani, di qualunque razza o di qualunque classe sociale. È un elemento essenziale perché tutti noi possiamo vivere bene senza conflitti e senza odio. Secondo me la pace è una condizione di tranquillità spirituale, senza preoccupazioni, senza dolore, ed è l'esatto opposto della guerra. Più precisamente, la pace è un valore riconosciuto da tutti, in grado di superare qualsiasi idea sociale o religiosa. Di recente a scuola abbiamo studiato l'India e abbiamo fatto un approfondimento su Gandhi, il quale è da sempre riconosciuto come il simbolo della non violenza. Lui afferma il principio dell'ahimsa, una parola che significa non usare la violenza, non fare del male, amare, ma anche essere giusti nei confronti degli altri e non ammettere nessuna forma di sfruttamento. Queste importanti parole che Gandhi voleva diffondere e far capire a tutti nel mondo odierno non vengono sempre accettate o comunque non vengono sempre rispettate. Secondo me nel nostro paese il Papa è il maggior divulgatore della pace, cioè colui che durante le sue messe o i suoi discorsi cerca di far capire a tutti cosa significa la parola pace e vuole invitare la gente a rispettare tutti i concetti che la parola pace racchiude nel suo significato.
Se anche i politici e gli uomini di potere che controllano gli strumenti di distruzione rinunciassero ad usarli, si potrebbe ottenere la pace permanente. Tuttora però in tutto il mondo sono presenti guerre civili e forme di sfruttamento che non rispettano l'idea della pace. Io ho scelto l'articolo 21 che cita: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni. Ho scelto questo articolo perché penso che tutti siamo nati allo stesso modo, con uguali diritti, per cui tutti dobbiamo poter, senza oppressioni e repressioni, esprimerci, dare la nostra opinione in modo moderato e con prudenza, però bisogna esprimersi, comunicare i nostri pensieri agli altri. Questo è anche un modo per risolvere i problemi. Se c'è comunicazione non scoppiano le guerre, come è successo in epoche passate, e non si verificano discriminazioni. Insomma, siamo in un paese democratico. Ho scelto questo articolo anche perché poco tempo fa ho osservato una carta tematica relativa alla libertà di stampa e ho avuto la sorpresa di scoprire che l'Italia è uno dei paesi dove la libertà di stampa è solo parziale. Ciò mi ha fatto riflettere sul perché, nonostante l'avanzata tecnologia e nonostante siamo in un periodo di pace, la libertà di espressione non sia comunque totalmente garantita. Questo dato mi ha impressionato molto, per cui ho deciso di dimostrare il mio punto di vista realizzando questo disegno. Ho raffigurato al centro del foglio il mondo, sorretto da due mani. Esse rappresentano le idee, le parole e i pensieri delle persone. La terra intorno ad esse è completamente priva di espressione e di vivacità. Infatti le terre immerse sono nere, mentre i mari sono bianchi, privi anch'essi di colore. Le mani invece sono particolarmente colorate con toni accesi e caldi, perché solo quando le idee che queste rappresentano vengono espresse possono colorare e dar vita al mondo intero. La terra è avvolta da una nuvola che rappresenta il pensiero. Ho scelto questa immagine perché ritengo che i pensieri siano, come le nuvole, liberi, siano un'assoluta dimostrazione di libertà. Quando pensiamo, essi si originano nella nostra mente, ce ne sono migliaia e devono poter essere espressi. Questo disegno rappresenta quindi il mio punto di vista su questo principio costituzionale e sulla libertà di pensiero, di parola e di stampa tutelata dalla nostra Costituzione. L'articolo 13 della Costituzione dice che la libertà personale è inviolabile e infatti non ha messa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Ho scelto questo articolo da rappresentare perché è giusto che ognuno abbia la propria libertà, che per me è un valore grandissimo, perché permette di diventare padroni del nostro destino. In più, nessuno ha il diritto di toglierla ad un altro essere umano. Secondo me è un preciso impegno morale quello di rispettare sempre la libertà degli altri. E qui occorre che tutti si impegnino a creare e poi a mantenere un mondo dove l'uomo non faccia più pressioni fisiche né morali nei confronti degli altri. Basta ricordare le maggiori ingiustizie di questo mondo: discriminazioni, oppressioni, violenze e guerre, partite tutte da persone che hanno considerato solo la loro libertà, opprimendo quella altrui. Essere costretti a fare cose contro la propria volontà non permette di essere liberi interiormente, perché limita la libertà di scelta. Questo articolo ho deciso di rappresentarlo con delle mani legate da una corda spezzata. Infatti, quando si ammanetta una persona, essa non è più libera, deve andare, fare, dire tutto ciò che le viene ordinato. Nel mio disegno la corda è spezzata apposta, per indicare che colui che non possiede alcuna libertà, attraverso le garanzie offerte dalla Costituzione, può tenerla, e colui che gliel'ha negata viene severamente punito. Intorno a queste mani, in ordine sparso, ho scritto la parola libertà in diverse lingue, perché per me questo articolo dovrebbe essere applicato in tutti i paesi, mentre purtroppo in alcuni non lo è ancora.
adesso una piccola illustrazione di come noi intendiamo la Costituzione. La Costituzione è C O S T I D U Z I O N E Allora, hanno lavorato gli alunni della terza C, Albuta Anca, Alexic Igor, Barudi Isabella, Bojugda Samad, Di Benedetto Arianna, Dieng Serigne, Fanzutti Michael, Gallino Letizia, Mecchia Nicole, Spizzo Elisabetta, Tombolato Francesco, Toti Ciro, Toti Giuseppina, Zivillica Davide. livello nazionale, con
grande giornalista che è Ignazzi, che scrive su Repubblica. Quindi un altro incontro, il tema comunque è sempre la rappresentanza come strumento fondamentale della democrazia. Mi rivolgo adesso ai genitori che è in crisi, non c'è più legami come c'era una volta tra chi vota e il rappresentante. Quindi questa istituzione, questo istituto che è in crisi, è oggetto di questi 3 giorni di festival. Per poi finire domenica con un ex presidente della Corte Costituzionale, Ugo De Siervo, con un grande anche divulgatore scientifico, oltre che insegnante universitario, che è Gianfranco Pasquino, che penso molti di voi conosceranno perché è in radio spesso, e così finirà domani a mezzogiorno, con la recita di una poesia di un poeta regionale. Grazie e arrivederci. Complimenti anche ai vostri insegnanti, ringrazio il pubblico, siete stati bravi anche voi.